Mi sono beccato pure la pioggia. Tanto a me mi piace. Di solito quando faccio l'applauso è molto molto sarcastico. Oggi no. Oggi, oggi non è un cazzo sarcastico. Abbiamo fatto una partita perfetta. Non posso dire niente sulla partita. Non posso dire niente. Niente. Perché è stata creata, ideata, pensata e giocata come doveva essere fatto. Dal primo minuto all'ultimo secondo. Soltanto complimenti a Maran e ai ragazzi. Complimenti, perché al di là della vittoria, che vincere a Bergamo non è mai facile, però a quanto pare negli ultimi anni siamo l'unica squadra che ci riesce, perché sono 3 anni di fila che vinciamo a Bergamo. Al di là della vittoria e dei 3 punti, è la prestazione quella da elogiare, perché io molte volte ho detto si può vincere e si può perdere, si può pareggiare, ma l'importante è sempre nel come si vince, si pareggia o si perde. Io l'unica cosa che ho sempre chiesto alla squadra è stata quella di onorare la maglia, perché da tifoso sento che è quella la cosa principale. È quella la prima cosa da fare sempre, sempre. E i ragazzi oggi l'hanno fatto, l'hanno onorata appieno. Ci hanno messo cuore e anima e io non posso che essere non fiero, di più di loro. Veramente una partita spettacolare, una partita perfetta. Non c'è sta niente da dire, non c'è sta niente da dire. Veramente perfetta, perfetta. Sono veramente fiero di tutti, fiero, fiero, fiero di tutti, dal primo all'ultimo. Cioè, sembro quasi incazzato, che è paradossale la cosa, ma è che veramente non mi aspettavo una prestazione del genere. Non mi aspettavo una prestazione del genere. Non dico che abbiamo camminato a Bergamo, perché sarebbe anche ingiusto, però è una partita che non è mai stata messa a rischio. Non è mai, ma mai stata messa a rischio. Siamo stati padroni per 90 minuti. Padroni. Padroni. Sono veramente fiero dei miei ragazzi, dei nostri ragazzi. C'è sta mio cugino che mi ha mandato lo screen della classifica. Io sinceramente, come ben sapete, penso, non voglio fossilizzarmi sulla classifica adesso, perché adesso può essere bella quanto vi pare, possiamo essere, anzi siamo a pari punti con l'Atalanta, ma sinceramente poco conta perlomeno per me adesso. Certo, c'è l'euforia di stare in una zona così alta di classifica, ci mancherebbe, però ho un po' paura a godere di questa situazione, devo essere sincero. Voglio aspettare la 38esima giornata per godere, perché io sono sicuro che questo Cagliari, l'ho detto dall'inizio stagione e continuerò a ripeterlo fino alla morte, l'obiettivo del Cagliari è l'Europa e secondo me ci andrà. Per questo io voglio aspettare di godere all'ultima giornata, se dovrò godere, o di bestemmiare all'ultima giornata se dovrò bestemmiare. Ma per adesso voglio rimanere con i piedi per terra perché siamo una squadra con i controcoglioni, siamo una signora squadra, giochiamo bene, ci divertiamo, vinciamo, portiamo a casa i risultati, 9 risultato positivo di fila, 9 risultati utili di fila, 9. Di che stiamo a parlare? Quindi, quindi voglio aspettare l'ultimo per godere, voglio aspettare l'ultimo perché nonostante tutto non voglio, non voglio fossilizzarmi troppo adesso.
non ho paura di rimanere inculato e quindi voglio rimanere concentrato, ma sapendo che adesso siamo forse una delle squadre da battere, perché i dati dicono questo. Siamo una delle squadre da battere. Niente, raga, cioè, più di questo non saprei veramente che dire. Io vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video.